Presentato stamani alla Procura di Agrigento gli esiti di un'operazione congiunta fatta fra le forze della Polizia e i Carabinieri alla presenza del procuratore Luigi Patronaggio, del sostituto Elenia Manno, del comandante di Canicattì Luigi Pacifico e del dirigente della squadra mobile Giovanni Minardi. Carabinieri e polizia infatti hanno fermato due fratelli accusati di usura ed estorsione aggravata. Su un prestito di 25.000 euro ottenuti 80.000 euro pretendevano ancora soldi. Nel pomeriggio di ieri infatti i carabinieri della compagnia di Canicattì, il personale della squadra mobile della questura di Agrigento hanno arrestato i fratelli Antonio e Giuseppe Maira, rispettivamente di 69 anni e 63 anni, di Canicattì, ritenuti responsabili in concorso di estorsione aggravata ed usura. Entrambi sono noti alla forza dell'ordine, in particolare Antonio Maira risulta già condannato quale appartenente alla criminalità organizzata, mentre entrambi sono attualmente imputati presso il Tribunale di Agrigento in un altro procedimento per associazione per delinquere finalizzata all'usura e all'estorsione. Il blitz è scattato nel pomeriggio di ieri. Una ventina tra poliziotti e carabinieri hanno dato esecuzione a un fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Agrigento. L'indagine era stata avviata congiuntamente lo scorso mese di febbraio dalla squadra operativa della compagnia di Canicattì e della squadra mobile di Agrigento. È stata coordinata dal sostituto procuratore dottoressa Elenia Manno. Tutto è partito dalla denuncia presentata da un imprenditore edile del posto. In particolare il malcapitato ha riferito che nel 2016, in un momento di grande difficoltà economica, chiese e ottenne 25.000 euro in contanti da uno dei due fratelli, dietro la promessa di restituzione di 2.500 euro mensili imputabili quali interessi senza la fissazione di un termine per la restituzione del capitale. Successivamente, nel febbraio del 2019, dopo aver già consegnato agli usurai circa 80.000 euro, la vittima, resasi conto di non poter più far fronte ai pagamenti richiesti, decise in un primo tempo di rivolgersi alle forze dell'ordine per poi far perdere le proprie tracce unitamente al proprio nucleo familiare. Nel dettaglio, gli investigatori, attraverso complesse e articolate attività di intercettazione, nonché mediante indagini tradizionali, hanno così accertato le condotte usurarie poste in essere dai due indagati e lo stato di vero e proprio terrore in cui versava l'intero nucleo familiare dell'estorto, essendosi tra l'altro diffusa la notizia che gli aguzzini, con la pretesa di ulteriori 40.000 euro, si fossero già posti alla ricerca del debitore sparito, il tutto dietro gravi minacce supportate altresì dal particolare pedigree criminale dei due fratelli. A seguito del rinreccio della definitiva escussione del denunciante e una conseguente e fruttuosa perquisizione domiciliare nei confronti dei fratelli Maira, l'autorità giudiziaria mandante, considerato lo stato di pericolo incombente e ritenendo sussistere gravi, precisi, concordanti indizi di colpevolezza a carico degli investigati, ha emesso nei loro riguardi l'odierno provvedimento di fermo di indiziato di delitto. Stamani l'appello da parte delle forze dell'ordine a collaborare e a denunciare gli usurai. Questa è l'ennesima attività investigativa che mette in luce il problema del fenomeno usuraio. Io invito chi si trova in questa situazione a rivolgersi alle forze dell'ordine, ma non polizia, carabinieri, finanza, scrivete in procura, ci sono una serie enorme di tutele a vantaggio di chi è sottoposto al fenomeno dell'usura, così come quello dell'estorsione, ma soprattutto voglio evidenziare la possibilità all'esito dei procedimenti penali di attingere al fondo anti-estorsione e anti-usura. Per chi collabora in maniera leale e puntuale con la Procura della Repubblica, sicuramente poi c'è la possibilità, anche tramite delle associazioni che supportano questo tipo di situazione, di riuscire a recuperare anche una parte di quello che è stato indebitamente versato agli usurai. Voi avete collaborato con i carabinieri per questa indagine? Questa è un'indagine assolutamente che rileva assolutamente la collaborazione e la sinergia tra Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza che si è occupata degli accertamenti bancari, e tutti coordinati dalla Procura di Agrigento. È stato un ottimo lavoro, ognuno ha fatto la sua parte in maniera eccellente e siamo riusciti congiuntamente a fermare queste persone, nel senso che hanno già un procedimento per lo stesso reato, quindi attualmente in corso, quindi comunque in qualche maniera le forze dell'ordine per tale tipologia di situazione erano noti.